La situazione è una situazione, noi ci stiamo lavorando, siamo in grado di recuperare strade, frane, luoghi allagati, non abbiamo mai affrontato una foresta di 100.000 ettari senza alberi. Affronteremo anche questa nuova sfida, non sarà una sfida facile, ringrazio tutti quelli che vogliono darci una mano, stanno tentando di darci una mano, perché è fondamentale che ci sia un lavoro di squadra unico. I Veneti sono stati strepitosi nel pulire, strepitosi nel dare un bel segnale a livello nazionale e strepitosi anche nel donare. Se penso che abbiamo fornito un numero di conto corrente lungo così, con una ventina di cifre, e vedo che ormai quasi 10.000 veneti hanno versato, passando il milione di euro, grazie, dico grazie e continuate. Grazie anche al CAI che raccoglie i tronchi anche se rischia il danno erariale. Ma guardate, pensare che il CAI, che è un'associazione che va a tagliare i tronchi che sono di traverso ai sentieri, crei danno erariale perché porta via un pezzo di legno allo Stato, dico che è il massimo della perturbazione atmosferica cerebrale. La verità è che il CAI è oggetto di un indebito arricchimento, cioè chi si arricchisce indebitamente è lo Stato che fruisce del lavoro gratuito dei volontari del CAI, quindi se c'è qualcuno che deve lamentarsi è il CAI che lavora gratis per il pubblico, e qualcuno che dovrebbe ringraziare il pubblico dovrebbe ringraziare il CAI.